Il comune di Fiume Veneto, Jessica Canton, grazie ovviamente avvocato per essere qua con noi. Innanzitutto, perché ha accettato questa sfida e da chi sarà supportato in questa battaglia, Jessica Canton? Io ho accettato questa sfida perché sono molto legata al mio comune e da fiumana penso che sia arrivato il momento di restituire qualcosa alla comunità che mi ha allevato e perché penso che Fiume Veneto e le sue frazioni, Bannia, Pescincanna, Cimpello e Praturlone, meritino di essere valorizzate nelle persone, nel patrimonio, e quindi ho ritenuto di accettare questa sfida proprio per dare la possibilità ai cittadini di sentirsi davvero parte di una comunità. Chi saranno i compagni di questa avventura? Cioè chi la sosterrà e chi ha deciso di sostenerla fin dal primo momento? So che lei ha un trascorso, ma soprattutto un presente in una civica, il Flumen. Sì, esatto, ed è la civica che poi rappresento anche in consiglio come capogruppo, ed è Flumen. È nata certo da Flumen e da questo gruppo l'idea di candidare la mia persona ed è un'idea che poi è stata estesa anche all'altra civica che ora mi sostiene, Potere ai Cittadini, e anche Lega di Salvini e Forza Italia. È una coalizione che è frutto di un percorso e quindi rappresenta il risultato, insomma, di un percorso di dialogo che è durato in questi mesi. Sono molto soddisfatta anche perché è una coalizione che rappresenta una trasversalità che penso si rispecchi poi nella comunità di Fiume Veneto, e per dare appunto ai cittadini una risposta che sia davvero una risposta concreta e una risposta trasversale. Tra le altre cose ancora in fase di definizione, ma i pilastri, quelli che ovviamente lei vorrebbe mettere per far sentire meglio e soprattutto più coccolati i cittadini di Fiume Veneto, da dove partiamo? Possiamo partire dal territorio, possiamo valorizzare il territorio del comune di Fiume Veneto in vari aspetti che ancora non lo sono. Penso nell'aspetto più semplice, che è quello del decoro urbano. Non sono certo tempi di grandi investimenti di carattere economico, ma possiamo, con i mezzi che abbiamo, possiamo davvero rendere Fiume Veneto un comune migliore. E questo per quanto riguarda ovviamente il territorio e il patrimonio. Per quanto riguarda le persone, penso senz'altro, e l'ho detto anche tempo fa perché forse una delle prime idee più importanti, è sicuramente quella di azzerare la distanza che c'è tra i cittadini e l'amministrazione. L'amministrazione deve uscire dallo schema nel quale si trova e andare veramente verso i cittadini. Uscire anche dal municipio stesso, perché non faccio per l'amor di Dio, anzi saluto il sindaco che non è più sindaco, Baccher ovviamente, ma ho visto tanti amministratori in questi anni che si sono proprio seduti sulla poltrona e da lì non si sono appunto più staccati. È giusto avere proprio un contatto diretto col cittadino stesso. Col cittadino e anche con le frazioni. Le frazioni purtroppo molto spesso si sentono abbandonate. Questo non deve accadere. Ogni frazione, soprattutto, io ovviamente lo vivo nel mio comune, ogni frazione ha le proprie peculiarità, ogni frazione ha la propria storia, se vogliamo, in un certo senso, quindi è giusto che vengano valorizzate. Bene, io ringrazio Jessica Canton, lei si candida alla guida del comune di Fiume Veneto, l'aspetto la settimana prossima per approfondire i temi importanti di questa campagna elettorale. Grazie ancora. Grazie.